ragione al mondo. Dovete perdere la fiducia in voi stesse, poiché quella, credetemi, sarebbe troppo faticosa da riconquistare. Abbiamo deluso tutti quanti, anche le ragazze là fuori l'hanno capito. La popolarità passa, ma il valore di una fata non si misura da questo. Chi troverà il coraggio di dirlo a Stella? Autografi e foto esclusive. Ragazze, non siate timide, chiedetemi pure tutto quello che preferite. Seguitemi, qui fuori c'è qualcuno che vuole incontrarvi. Ciao, Clarice. Preside Faragonda, Alice è innocente, la pirosfera è stata una mia idea, io non volevo metterla nei guai. L'ispettrice Griselda mi ha già detto ogni cosa, ho apprezzato molto la tua confessione. Anch'io l'ho apprezzata, signorina. Credevo di essere stata espulsa. L'intenzione era quella, ma a quanto pare qualcuno si è opposto. Ah, grazie, grazie. Non deve ringraziare me, ma la sua amica Alice. È per tutte quelle come Alice e Clarice che avete il dovere di continuare a essere come siete state finora. Sì, e per affrontare pericoli come quello degli stregoni del cerchio nero. Ma chi erano quegli uomini? E che cosa volevano? Beh, è una storia molto antica, Tecna. Ogron e i suoi stregoni sono stati l'ora più buia nella storia delle fate terrestri. Per affrontare questa nuova minaccia dovrete essere forti. Ora più che mai l'incantesimo Bilivix sarà il vostro prossimo traguardo. Il libro. Lui vi indicherà la via. Seguite la sua strada e davanti a voi si spalancheranno centinaia di nuove possibilità. Per sconfiggere gli stregoni avrete bisogno della vostra magia. Siamo pronti a tutto, preside Faragonda. È il momento di narrarvi una storia che speravo di non dover raccontare mai più. Nel prossimo episodio, Faragonda affida alle Winx il compito di trovare gli stregoni che hanno attaccato Alfea. Le 6 ragazze partono immediatamente e la loro missione le porterà nel villaggio segreto delle Pixie. Qui troveranno una traccia che le guiderà verso la Terra dove, nascosta da qualche parte, c'è una fata in pericolo.